Avete visto come cominciamo? Qua cominciamo alla grande, con un artista proprio... Anche perché io sono una G, poi ci sono altre cose, capito? Che altre lettere che arrivano dopo di me, eccetera, e quindi è bene cominciare subito. Tutti dopo, Vilma. Allora, Vilma, grazie mille. Noi ci siamo conosciute... Ciao Gianni! Gianni Turco stavo salutando, eh? Ciao Gianni! Sì, Ecco, sì, se non mi danno il microfono allora, non posso mettiamoci rispondere. a favore di telecamera, qui al centro ci guadagniamo il centro dello studio, ok? No, il microfono. Allora, la nostra Vilma, noi ci siamo... Dici, Turco! Ciao Wilma! Ah, hai sentito allora? Non avevo il microfono Si è aperto. messo all'apparecchio. Si è messo la... Solo che... Abbi pazienza, Turco! Cioè, sembra di parlare con Fred dei Flintstone se la chiami Wilma, capisci? Cioè, voglio dire... Alla napoletana, perché i napoletani mi chiamano Wilma. Infatti lui da buon napoletano ogni volta dice Io Wilma. leggo una W. E quindi per infatti c'è una doppia si V. dice Wilma. Wilma, va bene. Si legge anche Wilma Vilma, non volendo. è italiano. Volendo si legge anche Vilma. Volendo. E noi vogliamo perché non gli ha foti Comunque Wilma, si io. chiami è sempre più bello. Sempre più bella, è vero, è vero. Ah, datevene anche calmate che io ho una certa età e non mi voglio montare la testa a questa età. No, penso che dopo tutta la carriera che hai, cioè le esperienze che hai vissuto e la tua carriera, penso che se non ti sei montata la testa finora non succederà più. Ma diciamo che mi sono fatta 2 anni come tutti a casa. Stavo dicendo adesso a un altro ospite di cui non faccio nome che sono 2 anni che praticamente non canto, che faccio piccoli esercizi, ma a parte che per un po' di tempo non mi andava proprio di cantare per ovvie ragioni, però sono un po' fuori allenamento, quindi adesso devo riprendere piano piano a... E ricominci da qui. E noi siamo ancora più felici che tu voglia ricominciare da qui, soprattutto perché la musica è qualcosa che so che ti aiuta, no? Soprattutto nella vita, ma quello aiuta tutti noi e ha aiutato tanti di noi, soprattutto in questo periodo di pandemia che è stato un po' tosto per tutti ed è tuttora difficile. Quindi godiamoci lo spettacolo e godiamoci della buona musica. Sì, ancora non abbiamo ripreso in pieno, però diciamo che siamo a buon punto. Siamo sulla buona strada. Bene, allora, Vilma, cantaci uno dei tuoi grandi successi. Allora, visto e considerato che adesso si potrà uscire anche la sera, anche solo tenendosi per mano, perché pare che non ci si possa baciare, eccetera, io non ho questi problemi, però qualcun altro magari ce l'ha, capito? Allora io vi dedico questa canzone, sempre tenendovi per mano. Allora, insieme a Vilma, com'è bello far l'amore quando è sera! Com'è bello far l'amore quando è sera, core a core con una pupa che è sincera, quelle stelle che ci guardano lassù non so belle come l'occhi che c'hai tu. Luce bianca, dormi veglia ad un lampione che ti insegna dove tu te puoi baciare, specialmente fra le rose a primavera. Com'è bello far l'amore quando è sera. Chi per far l'amore borsalotto il separè, chi se sceglie l'ombra profumata d'un caffè, mentre coda dite a me mi piace amoreggiare per le strade in libertà. Quando poi tramonta il sole so più dolci le parole a tu per tu. Com'è bello far l'amore quando è sera,
core a core con una pupa che è sincera, quelle stelle che ci guardano lassù non so belle come l'occhi che c'hai tu. Luce bianca, dormi veglia ad un lampione che ti insegna dove tu te puoi baciare, specialmente fra le rose a primavera. Com'è bello far l'amore quando è sera. Com'è bello far l'amore quando è sera. Un'atmosfera proprio romantica. Poi Sì. noi vedevamo qui dietro le immagini di questa io non le bella vedevo. Roma, che è stato il turco, ha fatto questo video che è proprio Bello. sì, molto Ah, molto bello, bene. quindi ci siamo proprio goduti questo momento. Bene, E adesso ne arriva un altro. sei contenta? Molto, molto, perché adesso, come al solito, io racconto la storia di questa canzone. I miei Veramente la dovrei La raccontare dovresti io. tu? Allora, racconta la No, tua no, versione, no. io ti racconto la mia, vai. Come è nata questa canzone? Come hai iniziato a interpretare Allora, questa la canzone è nata in sala di registrazione perché? Perché mi hanno obbligato a fare, mi ricordo c'era Sandro Colombini che era il produttore alla Ricordi, mi disse o fai questa canzone o non fai il disco per l'estate. Al che io ho detto vabbè, arrangiamento di un direttore d'orchestra, adesso non faccio nomi ovviamente perché poi questo arrangiamento è stato rifatto. Arrangiamento e io dico mamma mia che brutto sto arrangiamento. Dico adesso pure. la canto male così almeno non me la fanno fare. Niente, Non ci sei riuscita, mi sa. non sono riuscita a cantarla male. Beh. Non c'è niente da fare con tutto arrangiamento brutto. Poi si sono resi conto che io la cantavo in un certo modo e effettivamente la canzone aveva bisogno di un altro arrangiamento. E allora mi ricordo che fecero fare un altro arrangiamento a Reverberi e quindi Divenne quel grande successo. divenne quel grande poi che- successo e premio della critica, sono arrivata terza al disco per l'estate, io non sono mai arrivata prima, ma forse perché non mi vedevano, perché ero piccola. Perché ero piccola. Vabbè, ma devo fare la battuta, no? Che nella botte piccola c'è il vino buono. La botte piccola Fatta, c'è il vino no? buono, è vecchia È sta vecchia cosa. questa, Anche però perché il è vino consola. finisce subito, quindi, capito? Bisogna Ma qui mi ricaricare. sembra che però ce n'è ancora, insomma, no? Vabbè, ne hai perché ancora bisogna da... riempirla, la botte, perché mica puoi tenerla sempre a vuota, a Appunto. secco. No, la mia di storia è una storia più paesana, Dai, perché i miei genitori sono calabresi, molti lo sanno, e al mio paese si usa fare queste serenate alla sposa. Quando mio padre suona la chitarra, cantava e era innamorato di questa canzone e ha conquistato la mia mamma presentandosi sotto la sua finestra cantando questa canzone con gli amici. Poi devi sapere che c'è la tradizione che se lei accende la luce vuol dire che accetta questo corteggiamento e in più deve offrire da mangiare a tutti quelli che sono andati lì a fare la serenata. Quindi tu ti ritrovi alle 2 di mattina con gente che mangia le famose melanzane ripiene, no? Queste cose così belle Buone. leggere. Più che belle, buone. No, buone, col vino. Quindi si fa festa di notte grazie a queste serenate. E la mia mamma raccontava sempre questa cosa, è rimasta storica nella nostra famiglia, mio papà è qui e può confermare. vabbè, che- adesso senza fare titoli. Va bene, vai. Ok, partiamo? partiamo. Ok. Se stasera sono qui è perché ti voglio bene, è perché tu
Se stasera sono qui è perché so perdonare e non voglio gettar via così il mio amore per te. Per me venire qui è stato come scalare la montagna più alta del mondo. E adesso che sono qui voglio dimenticare i pensieri più tristi giù in fondo. Se stasera sono qui è perché ti voglio bene, è perché tu hai bisogno di me, anche se non lo sai. Per me venire qui è stato come scalare la montagna più alta del mondo. E adesso che son qui voglio dimenticare i pensieri più tristi del mondo. Se stasera sono qui è perché ti voglio bene, è perché tu hai bisogno di me, anche se non lo Grazie. Grazie, grazie, grazie Vilma Goic! Brava! Grazie per questo momento. Brava! Grazie Vilma. Grazie. Grazie a tutti, grazie, grazie, grazie. Vai, 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 di qua. Grazie Vilma.